Si apre nel segno di Liliana Cavani l'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La regista emiliana riceve questa sera il Leone d'Oro alla carriera e nella nostra intervista si sofferma sul ruolo difficile delle donne. Chissà perché pensano che una donna non sia capace di raccontare, di pensare quando c'è una letteratura piena di romanzi bellissimi fatti da donne, no? Lei è stato più difficile, essendo donna, affermarsi. Ma io ho vinto un concorso, stranamente. Ho vinto un concorso che mi ha permesso di aver avuto il diritto di diventare funzionaria della RAI di carriera. Ho rifiutato il contratto perché volevo fare quello che mi pareva. Qual è il senso di questo film? Una riflessione davanti al pericolo estremo. L'ultima volta si sono estinti i dinosauri. E Venezia le è nel cuore. Beh, Venezia sì, è bello anche perché tra l'altro non hanno dato il leone mai a nessuna donna, capito? Il che è anche poco simpatico. Nel suo ultimo lavoro, L'Ordine del Tempo, un'interpretazione importante è quella dell'attrice Claudia Gerini. È un film importante, di prestigio, di una grande autrice che io ringrazio insomma sempre, no, di avermi scelta, di avermi proposto questo personaggio e quindi l'arrivo a Venezia è sempre un bell'augurio, un bell'accompagnamento per un'opera come questa che diciamo così ha bisogno anche proprio di essere presentato al pubblico tramite un festival così importante.